Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus. Per molti anni hanno ravvivato lo skyline del porto di Catania. Parliamo dei silos trasformati dal 2015, sono già passati 10 anni, in una vera e propria opera d'arte. Adesso però la società proprietaria, che è la Silos Granari, ha deciso di demolirli perché la concessione scade proprio quest'anno, il traffico, sostengono, negli ultimi anni è calato e poi c'è anche in vista la riqualificazione dell'area portuale. Il progetto dunque è di buttare giù tutto e parliamo di un impianto di stoccaggio che occupa un'area di oltre 7.000 metri quadrati. In totale i silos sono 26, 16 in calcestruzzo, 10 in acciaio di un'altezza che va dai 10 ai 20 metri. Vi faccio vedere un rendering realizzato appunto dalla società Silos Granari in cui vediamo come cambierà il volto del porto di Catania, cioè in particolare quello della banchina 6 del molo Francesco Crispi. Credo dunque alla regia di preparare questo rendering, un annuncio che naturalmente ha servito il dibattito tra chi è a favore dell'abbattimento di questi silos e chi invece ne sottolinea il valore artistico. Ecco, vediamo il prima e il dopo, quindi con o senza silos. Manteniamo questa immagine anche fra pochi minuti, intanto vi presento i nostri ospiti. Qui in studio c'è Giuseppe Stagnitta, che fu appunto ideatore e curatore di quell'intervento che si chiama Site Specific, cioè pensato proprio per quel posto. Benvenuto. Benvenuto, grazie. E poi in collegamento da Stoccolma uno degli artisti chiamati a realizzare degli interventi, cioè Vladi Art. Benvenuto. Grazie a voi. E ancora abbiamo un collegamento con Orazio Grasso, che è un consigliere comunale, capogruppo dell'MPA Grande Catania, al Consiglio Comunale di Catania. Benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, diciamo che l'impatto visivo è notevole, abbiamo detto che c'è questa grande altezza e anche l'area occupata. Quando fu realizzata quest'opera, parliamo appunto di 10 anni fa, fu accolta come una delle più grandi opere di intervento di questo tipo. Sì, diciamo che all'inizio non è stato proprio immediata l'applauso da parte dei cittadini. Sì, comunque abbiamo realizzato un'opera su un ecomostro, per cui abbiamo trasformato un qualcosa che era bruttissimo. Ma infatti io qui ribadisco, cioè comunque noi abbiamo agito per abbellire, per trasformare un po' il senso di quella struttura lì, appunto viene trasformata in un monumento. Io mi ricordo, ti stavo dicendo prima, quando sono andato a proporla a Licandro, che era l'assessore alla cultura di quel periodo, sono arrivato con la Statua della Libertà per fargli capire un po' il senso, quello che intendevo io. Con le dovute proporzioni. Con le dovute proporzioni, come dire, noi prendiamo questo ecomostro, questa cosa brutta, la trasformiamo in monumento che rappresenta la città, è una delle prime cose che vedi venendo dal mare, come la Statua della Libertà, per cui per farla diventare, appunto, trasformarla in icona che rappresenta Catania. E lo è stato per tanti anni. Ecco, qui vediamo l'opera come è attualmente, naturalmente in questi 10 anni, no naturalmente, ma purtroppo non c'è stata manutenzione. Ecco, Vladi, stiamo vedendo proprio uno dei tuoi interventi, non questo, ci siamo passati poco fa, quello che fra l'altro vede l'ego, ecco, l'ego dell'artista. Comincia con una battuta: è difficile demolire l'ego di un artista, no? Come l'hai presa questa operazione, questo annuncio? Senza particolare sentimentalismo, cioè sono pronto al fatto che i silos possano essere demoliti, anche se non so cosa e quando, cosa rimpiazzerà i silos con esattezza e in quanto tempo. Poi per il resto non li ho mai visti brutti nella loro complessità, perché in un contesto portuale avevano anche quasi un loro perché, tant'è che hanno fatto parte della storia visiva della città. È chiaro che se vi si costruiranno un porto turistico, questi silos incominciano a stonare certamente. Allora, a raccogliere con grande soddisfazione questa notizia invece fra gli altri c'è Orazio Grasso, capogruppo dell'MPA Grande Catania al Consiglio Comunale. Orazio, invece, perché per te è una bella notizia?
Allora, diciamo che in estrema sincerità non mi sarei neanche mai aspettato che potesse aprire un dibattito in città su un argomento del genere, anzi piuttosto mi aspettavo che un argomento del genere avrebbe avuto una sorta di unità di intenti. Parliamo appunto della demolizione di ciò che gli ospiti hanno già definito un ecomostro in cemento, sorto già a mio avviso in un'area sbagliata, ma forse anche in un periodo, sotto un certo punto di vista, dove si aveva minore sensibilità per ciò che sono concetti come il paesaggio piuttosto che l'ambiente, il concetto del bello, oppure tematiche come l'inquinamento visivo. A mio avviso, strutture del genere hanno un impatto maggiore rispetto a ciò che sono addirittura anche le paleoliche. Potremmo parlare anche di concetto di vivibilità dei territori. Sotto questo punto di vista, a mio avviso, questi silos non hanno più motivo di esistere, anche perché hanno superato sotto un certo punto di vista la loro funzione economica. Sono lì da circa 60 anni, continuano ad interrompere il rapporto che la città ha con il proprio mare e quindi a mio avviso vanno Ce ne tolti possiamo anche per... liberare. Ma È vero Certo, però, ora vanno tolti. vengo dal curatore, è vero che quello che c'è sotto ovviamente è acciaio calcestruzzo, ma sopra poi negli anni sono diventati una tela per un'opera ci d'arte. sono delle Volevi opere, ma infatti cioè, io non sarei così semplicistico, nel senso che in realtà ci sono delle opere, poi se noi che abbiamo realizzato, ma io sono un semplice curatore, ma prima di venire qui ho parlato con alcuni degli artisti che hanno realizzato, se lei va a vedere, no, queste opere ormai, a parte che parliamo di arte contemporanea, tra i più importanti artisti al mondo sono venuti a Catania, Facciamo dei nomi? facendo respirare Vils, è venuto Interesni Kasni, loro ucraini, che hanno fatto il Polifemo, Okuda, che adesso è diventato una realtà, Vladi lo sa bene, Danilo Bucchi, comunque un artista, lo stesso Vladi, che è un validissimo artista siciliano. Queste sono delle opere, questa è arte contemporanea, dovrebbe essere la sovrintendenza a vincolare queste opere. Se lei va a vedere, per cui non stiamo parlando soltanto di bomboloni che servono per i granari, stiamo parlando di opere ormai. Ora, se noi poi diciamo che va bene, li distruggiamo tanto la street art, l'arte pubblica, chiamatela come vi pare, ha una vita, per cui ha una nascita, Una sua durata, diciamo. una sua durata naturale, perché anch'io ho una mia durata naturale, ma se qualcuno mi uccide io muoio prima di dover morire, per cui in realtà sono due cose diverse. Diciamo che la sovrintendenza, come è successo a Roma al MAM, a Leoncavallo a Milano, la sovrintendenza Per delle opere murarie. opere murali, spontanee, ma opere murali, fanno parte della storia dell'arte contemporanea. Lì ci In sono... quel caso sono state vincolate. Sono state vincolate dalla sovrintendenza, è ovvio, ma anche noi qui potremmo chiederlo, però io credo che non so Vladi cosa pensa, ma gli altri artisti, pensiamo che sia un bene per la città toglierli. Per cui, come l'abbiamo fatto per un bene della città, trasformandoli in monumento, ne ha parlato tutto il mondo, perché quegli artisti erano importanti, perché abbiamo fatto una cosa mai fatta e finalmente a Catania è arrivato una ventata di arte internazionale che non c'era mai stata. Erano inclusi, so che facevano a Catania dei tour di street art e naturalmente Sì, certo. passava da là. Prima di dare la parola nuovamente a Vladi, abbiamo interpellato, ve lo faccio sentire, delle persone, non è certo un campione rappresentativo, magari non sono esperti d'arte, però si è creata questa affezione anche a questa presenza. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato al porto con Luca Ciliberti. Io da ragazzino mi ricordo che ci sono stati sempre questi silos, togliendoli non so. Secondo me no, perché sono cose antiche, cose tradizionali, cioè cose del potto, e secondo me no. No, quello non si toccano. Perché? È perché è un simbolo del potto. A livello coreografico, nì. Forse come visuale, sì. Ni perché? Nì perché da quando sono stati fatti i disegni potrebbe avere un impatto visivo positivo.
Allora, Vladi, hai sentito, diciamo appunto, dicevano non è un campione rappresentativo, di sicuro non sono esperti d'arte, però sono tendenzialmente conservativi, un po' come è successo con gli archi della Marina, ovviamente che hanno tutta un'altra valenza. Ecco, cosa ne pensi? Il paragone non è fallace, cioè quanto si dice degli archi della Marina è esattamente la stessa cosa. Anche dei silos possono trovare un perché nella storicizzazione del paesaggio urbano. Logicamente, fino a quando staranno dentro un porto hanno un senso. Se poi tutto attorno vengono costruiti degli appartamenti di pregio, forse anche no, ma io non mi posso esprimere in questo. Artisticamente dico riferimento che non troppo sottile a questo progetto di riqualificazione del porto di Catania, dici tu togliamo questo e poi facciamo colate di cemento, più o meno, no? non ne ho certezza, posso solo dire che artisticamente oggi noi non cancelleremmo dei murales del 1925, Infatti, ma quello che dicevo anch'io. quindi tra 100 anni potremmo anche avere dei ripensamenti o dei risentimenti sul fatto che la storia della città è stata tolta con un colpo di spugna, però sono aperto alla possibilità anche della loro distruzione, poiché la permanenza significa restauro, significa cura. Che non c'è stata finora, Certo. no? Devo dire che il tuo bombolone è fra i meglio conservati, non so perché, che bomboletta hai usato. No, lui ha usato della resina, mi ricordo, ha dipinto una parte, mi sa, no, Vladi, una parte bomboletta e un'altra Ma è piuttosto vernice vernice, sì, infatti, che bomboletta. erano delle resine, sì. Non c'è stata manutenzione, l'avete mai chiesta in questi Sì, anni? l'ho chiesta, ma ovviamente, infatti, ma poi tra le altre cose è un caso io che sia qui, io vivo a Roma e lavoro in tutta Italia. Sono venuto qui per fare un sopralluogo al Palazzo della Cultura per una mostra. Tra le altre cose, una mostra racconta. Sì, ne parleremo fra poco, sì, sì. No, volevo raccontare una cosa di Colcor che Vladi conosce bene. Siamo riusciti a convincere Colcor, che è uno dei padri fondatori, insieme a Ramelzi, del writing, no? Siamo riusciti a convincere a venire a Catania a fare un muro, a donare un muro alla città. Allora io avevo proposto, ma lo rifacciamo sui silos, così magari riprendiamo un po' il progetto. E mi è stato risposto di no. Che si è appreso in questi ultimi giorni di questo progetto di demolizione. Orazio Grasso, abbiamo sentito anche così l'uomo della strada, per così dire, oltre agli artisti. I catanesi si sono un po' affezionati non soltanto all'opera d'arte, ma proprio a questo volume che occupa, anche se il rapporto col mare, dicevamo, è importante. Dico, al di là del valore affettivo che si può configurare sia per il singolo cittadino, dico su questo... Mi sente piano, forse puoi parlare un po' più forte. Sì. Ecco, Mi sentite? Sì. Dico, al di là del valore affettivo che questa struttura può rappresentare sia per il singolo cittadino, ma diciamo, dico una piccola parte della città, perché buona parte della città, a mio avviso, è contraria a tenerli. Oppure per chi ha creato queste opere, diciamo, stesso. Secondo me lì sopravviene ciò che è un aspetto più importante, cioè l'interesse pubblico e l'interesse della città nel recuperare il proprio rapporto con il mare. Ma questo vale sia per i silos, ma come diciamo per la linea ferrata di Ferrovie dello Stato, che comunque va rimossa, e per tanti altri aspetti. Potremmo citare anche tante altre strutture, che la stazione, sicuramente. Viale Africa, stazione e quant'altro, che andrebbero rimosse. La necessità principale per la città di Catania, a mio avviso, è recuperare proprio il rapporto con il proprio mare. Chiarissimo. Tra poco sentiremo anche il parere di Orazio Licandri, che fu all'epoca l'assessore, mi pare si chiamasse alla bellezza. Alla bellezza, sì. Che fu il committente in un certo senso con il Comune di Catania che patrocinò questo intervento dell'opera. Ma ne parliamo e lo sentiamo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio, stiamo parlando del progetto di demolizione dei silos del porto di Catania, che sono stati anche 10 anni fa oggetto di un intervento importante di street art o arte pubblica, perché appunto il committente fu il Comune. Sentiamo allora l'assessore dell'epoca, Orazio Licandro.
privati non hanno più intenzione di mantenerla e vabbè, ci sta, nessuno può obbligarli. Il comune dovrebbe valutare, ma valutare, credo io, sentendo la città. Certo, adesso non è che stiamo parlando della Gioconda o di chissà quale altra opera, ma è il messaggio che abbiamo, il seme che abbiamo lanciato, e l'amministrazione secondo me dovrebbe ragionare, ma io faccio sempre un ragionamento più largo su interventi di questo genere, come il porto di Catania che continua a essere chiuso, non esiste in nessun'altra parte del mondo, chiuso alla città. Perché non si ragiona con la cittadinanza, con i cittadini, non si raccolgono idee? E se questa è considerata davvero un'opera d'arte, ripeto, non da noi ma dagli esperti, perché il Comune non se ne fa carico? Lasciamo questa domanda sospesa nel vuoto. Prima di tornare da Giuseppe Stagnitta vi voglio dare dei numeri sulla scheda tecnica di questo intervento. La demolizione durerà 112 giorni, prima ci sarà lo smontaggio di tutte le attrezzature e le infrastrutture meccaniche, seguirà poi la demolizione vera e propria con bracci meccanici e infine la distruzione delle porzioni più piccole di calcestruzzo. Questo materiale verrà innaffiato per evitare che si innalzino delle polveri e alla fine dovrebbe restare un'area priva di contaminazioni, ripulita, in grado di essere riutilizzata subito. Per quanto riguarda, diciamo, le informazioni di servizio, dicono non ci saranno disagi al piano traffico. Naturalmente parliamo di 12.000 tonnellate di rifiuti, una quantità enorme, che saranno distribuiti in varie discariche. Questo è il piano di demolizione su cui voi avete un progetto. Sì, io a parte che ho saputo della cosa qualche giorno fa, per cui sono un po' venuto confuso, perché all'inizio è ovvio che lo senti come un figlio, per cui ti arrabbi, però poi capisci che esiste anche una ragione. Per cui voglio dire, sì alla demolizione, quest'arte si conclude, questa fase si conclude, ma io propongo al Comune o a chi si occupa dell'autorità portuale di mantenere vivo il progetto, cioè di creare una sorta di luogo della memoria, cioè uno spazio in cui noi abbiamo tantissime foto fatte da Ivano Bellino, da video, interviste da regista Diego Ronzisvalla, abbiamo un hard disk enorme, possiamo anche raccontare quella che è stata l'esperienza, no? I risultati dell'esperienza. Voi volete documentare anche la demolizione? Vorrei documentare la demolizione, che non è mai stato fatto. Magari possiamo anche fare un plastico, una stampa in 3D per esporla, no? Cioè creare una sorta di luogo della memoria del progetto, che però comunque continua a vivere attraverso la partecipazione dei cittadini, per cui insomma potrebbe essere interessante. Idea. Vladi, secondo te l'arte di strada ha una fine, è scritta già nella sua storia? Non necessariamente. È stato visto da più parti del mondo l'interesse alla permanenza nel tempo di vari murales o di varie sculture, eccetera. Quindi qualcosa lasciata lì anche spontaneamente può essere presa in carico dalla città tutta. Però io credo che in questo caso c'è un fallimento nell'identificare questa operazione al porto come street art. Cioè dovrebbe essere vista come arte pubblica, perché ci sono tutti i requisiti. Vladi, è la stessa identica cosa, cioè è un'arte che si fa in strada, poi se è spontanea o è commissionata, comunque arte è. E non stiamo parlando del fatto di chi ha deciso di realizzarla, se è spontanea o non spontanea, se è writing, muralismo, street art, però comunque sono delle opere e le opere vanno salvaguardate, perché questa è arte. Ma tu vuoi dire che essendo comunque un committente pubblico c'è più responsabilità, Vladi? Beh no, ma non è sempre così, esistono anche delle opere pubbliche volute dalle istituzioni, quindi dall'alto e non dal basso, che hanno avuto una vita determinata a 5-10 anni, quindi diciamo che non c'è una regola sulla durata, però in senso assoluto bisognerebbe riflettere che questo non può essere il metro o il parametro, cioè dare vita a qualcosa per poi prevederne la distruzione potrebbe anche essere una pessima mossa, perché dovremmo anche avere un senso storico dell'arte. A proposito ci farebbe molto piacere sì.
se tra 100 anni ci fosse ancora qualcosa dei primi anni 2000, per esempio. Certo, ma a proposito di arte pubblica, voglio un po' spostare il tema dai silos. Dico, assistiamo ad una proliferazione di questi murale commissionati dai comuni, ormai c'è un murale un po' dappertutto. Lo voglio chiedere un po' a tutti e tre velocemente. Orazio Grasso, a volte non è un po' un escamotage per coprire qualcosa, insomma, per evitare anche opere magari più costose? No, è frizzato, non c'è, l'abbiamo perso. Allora, Stagnitta. Guarda, io non Tu lo so. lavori con queste cose. Io lavoro con queste cose, però esiste anche una spontaneità del movimento, no? Per cui io lascerei libera il movimento di continuare a taggare, a fare della street art. Questa street art di cui parli tu, questa arte pubblica, sì, a volte viene troppo strumentalizzata. Vladi, secondo te ce ne sono un po' troppe? Non so, tu vivi adesso in Svezia, non so se sei stato recentemente in Sicilia, ma ormai i murale sono più di uno in tutti i comuni. Che idea ti sei fatto? Beh, l'idea che mi sono fatto è che è una forma d'arte affrontata così, almeno, che costa relativamente poco, ed è un discorso facile alla comprensione della maggior parte della cittadinanza, assessori inclusi. Quindi effettivamente sta spopolando, però Ben venga, diciamo. non posso giudicarla totalmente negativa o positiva, andrebbe visto caso per caso. Diverso invece, tornando al caso per caso, a proposito di spontaneità, i graffiti che vediamo in giro per le strade, anche questo per voi è arte? Qualcuno Per me sì, quella non solo è arte, ma è, come dire, una traccia di una città che comunica con se stessa. C'è dialogo tra queste tag, no? Per cui... Tag, lo spieghiamo magari ai telespettatori, sono quelle firme, quelle scritte, il lavoro fatto sul lettering, per cui quello che è un po' legato alla prima fase del movimento, che è quello del writing, quello delle tag sui treni soprattutto. Quello è stato un momento storico importantissimo, perché in America ad esempio è stata una rivalsa dei neri che non riuscivano ad andare nei musei, per cui i neri a un certo punto si sono incazzati, c'era Baschiara, Melzi, erano tutti col coro, tutte persone di colore che hanno iniziato a protestare, dire anch'io ci sono. Adesso sono molti ragazzini. Molte modaiola, sì, molte anche forse vandalismo, però io li lascerei spontaneità. Allora, vedo che è tornato il consigliere comunale Orazio Grasso, sei riuscito a seguire. Adesso stiamo parlando sia degli interventi che spopolano il murale ordinati e commissionati dai comuni, sia dal fatto di queste scritte, writing che un po' diciamo coprono quasi tutti i muri delle città. Ecco, infatti io su questo punto di vista io starei ben attento e farei una particolare distinzione. Sempre il microfono più a portata di bocca, se no non sentiamo. Sì, sotto questo punto di vista diciamo che io starei ben attento e farei una particolare distinzione, perché un conto è diciamo realizzare delle opere su pareti messe a disposizione dall'amministrazione che ne rende possibile l'intervento. Un conto è deturpare il patrimonio cittadino, come spesso avviene nella nostra città. Faccio l'esempio di Via Crociferi, dove vi sono le più belle chiese che abbiamo a Catania. Purtroppo molte di quelle pareti sono diciamo colpite da questo fenomeno. Che però diciamo, viene riconosciuta anche quella come street art. Ma non è solo questo, ma io voglio dire, io è una domanda che le faccio, perché... Sono punti di vista, per me quello è deturpazione del patrimonio pubblico. Ma io dico una cosa, invece la moltitudine di manifesti che mi devono vendere un prodotto di consumo, no? Questa cosa qui non è deturpare la mia vita e aggredire la mia vita, questa non è aggressione. Questo è no, perché è normale, è un sistema normale, per cui noi dobbiamo sorbirci da... È un altro modo di vedere le cose. È un altro modo di vedere le cose. Vladi, voglio capire se invece in Svezia insomma, è diffuso anche questa attitudine della street art nelle strade, nei muri, non quelli più nascosti o più diciamo defilati, ma anche nelle città, nelle strade principali, come da noi. Qua si apre un discorso interessante, perché ci sono tantissime opportunità e anche ben pagate. Gli artisti sono invitati tramite bando di concorso, quindi da una parte ci sono più opportunità, ma dall'altra parte
visto in maniera molto grave e severa la questione di lasciare segni non desiderati, però è a carico dei condomini, quindi non della polizia. Sta ai condomini stessi cancellare scritte e varie cose che possono comparire sui muri. Va anche detto però che ci sono innumerevoli posti dove graffiti o street art sono consentiti e sono consentiti dall'alto. Però viene meno quell'area di trasgressione che fa un po' parte di questa arte. Siamo in chiusura, vi voglio leggere solo alcuni messaggi e poi parliamo della mostra brevemente. Ma realmente anziché gioire stiamo discutendo dell'opportunità o meno di abbattere quegli assurdi anacronistici obbrobri dei silos e bisogna aprire il mare alla città. Catania è l'unica città sul mare e senza mare, ci scrive, e poi come si fa a parlare del rapporto della cittadinanza col mare per quanto riguarda i silos, se per tutto il Viale Kennedy il mare non si vede, e l'altra proposta è di abbattere l'ecomostro della cementeria. Abbiamo pochi secondi per parlare invece della mostra. Nella mostra a Catania il 4 dicembre al Palazzo della Cultura inaugurerò... Street art. Diciamo no, questi proprio sono i padri fondatori, tutto quello che succede negli anni 70-80 a New York. Quindi Basquiat. Basquiat, Kettering, Ramelzy, Colcor, tutta quell'esperienza per cui noi ancora siamo figli, no, di quell'esperienza, e siamo riusciti a intercettare Colcor, che è uno delle lettere di Ramelzy, che Vladi credo conosca bene, e che verrà a Catania alla conferenza stampa e regalerà un muro. Ci saranno pezzi di muro, porterete? No, lui realizzerà un muro. No, forse qualcosa di Kettering che ci darà Fiorucci, ma sono dei grandi pannelli, perché Fiorucci sta collaborando con noi. La mostra la curo insieme a K1, che è il co-curatore, che è uno storico del writing italiano importante. Una mostra importante che ripercorre un po' le origini. Le origini per cui Basquiat, Kettering, fino ad arrivare a Ramelzy, Toxic, tutti i writers che hanno iniziato questa esperienza. Benissimo, dobbiamo chiudere. Ringrazio Giuseppe Stagnitta, curatore di mostre di arte contemporanea, ringrazio Vladi Arte, che è appunto un artista contemporaneo, e Orazio Grasso, consigliere del Comune di Catania. Grazie naturalmente anche a voi che ci seguite da casa.